Amici bellini, è notte per me, ma per voi è mattina, quindi dobbiamo fare le pagelle, dobbiamo vedere molti screenshot. Le posizioni del Napoli sono un manicomio per gli avversari. E Conte ha parlato chiaro, ha detto che è innamorato di questa squadra e secondo me il motivo ci sta. Cominciamo. Secondo me dobbiamo innamorarci anche noi di questa squadra. Per come sta affrontando la stagione, per le soddisfazioni che ci può dare, da outsider impazzita, difficile da affrontare. Benvenuto McCarb, bentornati tutti i nuovi iscritti, no, bentornati i vecchi iscritti, benvenuti i nuovi, siete parecchi, lasciate il like per le emotional, perché ho sentito la conferenza e alla domanda sul tweet di De Laurentiis. Il presidente pochi minuti fa ha twittato scrivendo per scaramanzia non diciamo nulla. Lei cosa si sente di dire stasera? Mettendo anche un emotional. Aggiungi tu. No, per dire scherzando. Le emoji per Lombardo sono le emotional. Bellissimo, vedo un clima sereno e mi fa piacere. Spostiamoci. E qua andiamo nel profondo dell'analisi con numeri pazzeschi, ma ci arriviamo. Purtroppo io devo partire, questa è la prima cosa che succede, e succede anche in reaction, voi l'avete vista, insomma. Mi faccio afferrare per pazzo perché l'arbitraggio non possiamo non considerarlo. Izzo comincia proprio con un fallo di mano volontario, poi verrà ammonito dopo, un altro intervento che fa non verrà ammonito, doveva essere espulso una volta e mezza. Cominciamo a pensare, perché poi viene ammonito Kvara e non mi sembra il caso, quindi cominciamo da qui, poi passiamo da qui perché la maglia non si può tirare e qui lui non viene ammonito, e poi parliamo un po' di posizioni di campo perché è la cosa che più è interessante per noi. Arriva Conte, difesa a 3, fermi tutti, e qua si parla di 4-3-3. Faccio una battuta, secondo me lui dà la distinta, perché il Napoli deve consegnare la formazione e poi tutti, no, la Lega Serie A, Sofascore, tutte le cose mettono il Napoli con 4-3-3 con McTominay mezzala lì. Sì, ma fino ad un certo punto. Qua recuperiamo palla e McTominay è qui, li vedete tutti i giocatori che salgono: Rachmani, Buongiorno, Olivera, Lobotka in possesso palla, Anghissà, Di Lorenzo, Politano, e in avanti, un po' più avanti in questo caso, ci sono Kvara e Lukaku. Questo modulo lo possiamo veramente chiamare in tanti modi, ma di volta in volta cambia. Ecco perché non ci possiamo fissare con i numeri, e specialmente con Conte. Conte sta facendo una roba quasi ancelottiana. Ricordo la frase di Gattuso che disse: con Ancelotti ti viene il mal di testa perché non sai dove mette i giocatori. Parlo del Gattuso del Milan, non del Gattuso del Napoli, non sia mai la Madonnina, non mi permetterei mai di parlare di quel Gattuso. Però guardate il minutaggio: al 7° e al 21 secondi, dopo 6 secondi, la palla poi scaricata da Lobotka a Rachmani. Vedete come il Napoli sviluppa i due difensori centrali, un terzino che rimane e l'altro che è già andato molto avanti, i due centrocampisti centrali. E McTominay dov'è? Questo è un punto interrogativo. È già scappato avanti vicino Lukaku, quindi non partecipa mai McTominay alla costruzione del centrocampo a 3, ma lo ritroveremo schierato come mezzala in fase difensiva, quindi molto diverso da come si comportava Zielinski nella fase difensiva di Spalletti, dove Zielinski faceva Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, il primo pressing insieme ad Osimhen, e quindi la formazione era schierata quasi con 2 punte in fase difensiva. Molto interessante. Come vedete, dopo un minuto, nemmeno qualche altro secondo, difensori più 1, l'altro terzino che sta scendendo di più, i due centrocampisti, qua è Politano, qua è Kvara, qua è Lukaku. McTominay sta più avanti di tutti. Ancora una volta vediamo Lukaku che si allarga verso destra per tirarsi dietro un centrocampista, e McTominay va a assumere proprio la posizione da prima punta. È cronaca. Ho fatto vedere su Instagram, credo, seguitemi su Instagram, 3 esempi di quelli che mi sono venuti in mente, che mi hanno ricordato gli amici abbellini del canale Telegram, del gruppo Telegram. Milan Udinese, dove c'è la scarpesiata e arriva il rigore di Tavares con la Fiorentina su Dodò,
e poi senza tornare indietro nel tempo, nella stessa giornata c'è il rigore Como Verona, proprio la scarpesa alla puntina, proprio così. Quindi se si dà si deve dare sempre, e altrimenti non li date, cambiate la regola e noi ci mettiamo l'anima in pace. E noi ci mettiamo l'anima in pace. Al gol di Politano ci arriviamo dopo. Qua mi piace la pressione del Napoli, quello che ci aspettiamo dalla squadra di Conte, che nel primo tempo la fa, e nel secondo che poi ci abbassiamo un pochino e lasciamo un po' il pallino al Monza. Ma Conte lo dice bene in conferenza, lui aveva visto un po' di appagamento e ha richiamato un po' l'attenzione. Qua si vedono un po' di accoppiamenti: Olivera, Kvara qui, McTominay pronto ad andare su Bondo, c'è Lobotka in questa zona e Lukaku qui accoppiato. Questo pressing porta il Monza ad affrettare, a forzare delle giocate, e poi porterà all'errore di Thuram. Nel momento in cui la palla arriva al portiere, anche Lukaku accenna al pressing, lo accenna, e il passaggio di Thuram in questa zona, dove 42 credo sia Bianco, protagonista della partita, proprio in positivo ma buon giocatore. Il passaggio di Turati è sbagliato e dietro ci sarà Anghissà, che pure aveva accorciato, anticipa il suo avversario, recupera palla, la dà a Lobotka e si crea la cosa, perché sono già tutti là. Lobotka può servire poi McTominay e prova il tiro e Kvara resta lì. Questo è molto importante, e infatti si vede questa sorta di attacco a 3 con Lukaku che diventa esterno destro perché si allarga sempre, McTominay che tende sempre ad occupare quella posizione centrale e Kvara che resta proprio qui. Olivera ha sempre tutto questo spazio. Se il Napoli vuole comprare un grande esterno sinistro, per esempio quello che sta facendo un grande impatto è proprio Tavares della Lazio. Ne parlava Valentina in live ed ha ragione, servirebbe proprio uno stantuffo proprio forte in quella zona. Ma con calma ci risolveremo anche questo. E questo è il momento dove lui guarda un po' la panchina, perché l'avevano saltato tutti i compagni di squadra, la panchina, dove è Ngong? Lo sapete, Ngong è importante. Tra l'altro segnaliamo sta cosa volante, dal 2021 Kvara sta già superato Politano, si avvicina a Zielinski e a Insigne, così me ne è un po' difficile da raggiungere, però una bella statistica. Rinnovate Kvara. Ed ecco quello che vi dicevo della fase difensiva, dove addirittura in questo caso Kvara è più avanti di Lukaku, quindi attacco a 2, i 3 centrocampisti, in questo caso è Anghissà centrale, Anghissà è stato a tutto campo, andava ad occupare tutti i buchi, veramente sta tornando l'Anghissà importante, con Lobotka, e questo è McTominay che viene a fare la mezzala finalmente. E poi interessante anche guardare questo, ecco dove Conte si innamora di questa squadra e cita Politano, e Politano merita la copertina, perché oltre ad andare in gol, cosa importantissima per un attaccante, soprattutto uno che viene molto spesso attaccato dai suoi tifosi, e Politano è più basso di Lorenzo molto spesso, perché spesso il Napoli si è trovato con i 5 in difesa, con Politano che teneva un occhio a Kyriakopoulos, che è lo stantuffo di sinistra del Monza, permettendo a Di Lorenzo di fare il braccetto e quindi di potersi staccare per vie centrali. Il lavoro di Politano sta tutto lì, e a Conte questo piace. Vi ricordate che ogni tanto ho detto a Kvara non cadere troppo facilmente, se no ti fai una brutta nomea, ed è peggio. In questo caso Kvara avrebbe potuto lasciarsi andare, e questo era fallo da ultimo uomo, Kvara se ne stava andando in porta, Izzo si butta col corpo a salmone, anche lui sulle gambe, Kvara si rialza, continua in contrasto, poi dopo perde palla, l'azione finisce. Ma qua avrebbe potuto rimanere a terra cercando il fallo, Izzo era già ammonito, non l'ha fatto con grande correttezza. Altri momenti di fase difensiva: Kvara, Lukaku, Anghissà un po' più avanti, questo è Di Lorenzo, signori, ed è Politano che sta facendo il terzino destro. McTominay è arrivato qui, quindi fa la mezzala in fase difensiva, e Politano va a dare una mano dove Di Lorenzo rompe la linea ad andare in avanti. C'era la posizione di Maldini che era un po' ibrida, la posizione di Pessina, che dovevamo stare attenti a questi trequartisti un po' a tutto campo. È studiata, e secondo me questo studio dell'avversario tiene i ragazzi sotto stimolo,
sono stimolati, fanno cose in campo anche diverse, si può tornare anche al modulo famoso del 4-3-3, ma con mansioni diverse, e secondo me i ragazzi ci provano gusto, specialmente poi quando poi arrivano i risultati, ci provano gusto a studiare delle cose e anche a contrapporsi a qualsiasi avversario. Qua a fine primo tempo abbiamo un po' rischiato, un po' una lacacata, la caca, nel senso che la liscia, Lukaku, la caca non la prende bene, quindi con la bocca aperta. Qui in fase di impostazione mi piace far vedere che anche Anghissà veniva tra i due centrali, non solo Lobotka lo fa anche Anghissà, quando Anghissà sta così di voglia, è stato frangiflutti, ha giocato a tutto campo, molto bene, e vedete quello che abbiamo già visto con il Palermo, questo è Kvara e questo è Politano, quindi i due esterni che dovrebbero essere gli esterni del 4-3-3 scritto, vengono dentro al campo, e davanti qua c'è McTominay, qua c'è Di Lorenzo, insomma un bel mal di testa per gli avversari acchiapparci se noi creiamo questa rumba. Questo era Carboni che voleva la maglietta di Lukaku, non si può, questa è falle, punizione. Niente, non ha chiamato neanche il fallo. E prima ancora della sostituzione di Kvara con Mazzocchi, che ci fa cambiare modulo di nuovo, e Conte lo ha chiamato 5-4-1, non vuole sapere niente, non ci dice nemmeno il 3-4-2, 5-4-1 lo ha chiamato. Qua già vedete la difesa a 5, perché dietro di me c'è Politano che fa l'esterno a tutta fascia, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Il centrocampo a 3, qua sta Kvara e più in là ci sarà Lukaku. Signori, questo è il 3-5-2 di Conte, però all'interno di una partita, nelle varie fasi. Ecco perché si sta innamorando Conte di questa squadra, ecco perché diventa molto stimolante anche per me fare l'analisi, e voi dovete lasciare il like, perché non è un solo modulo e non lo sarà mai. E magari piace al presidente vedere il 4-3, lui che era fissato, cioè, 4-3, presidente non ti preoccupare, McTominay e mezzala, ma poi a fin di conti, a conti fatti, non è proprio così. D'altra parte le posizioni medie parlano chiaro, e vedete come Di Lorenzo finisce anche come posizione media davanti a Politano, vedete come Lukaku tende sempre ad allargarsi e si crea un bel buco in questa zona dove a turno si possono infilare McTominay, come è successo per il gol di Kvara, lo stesso Kvara, e il centrocampo a 2, dove questi due anche a 2 funzionano benissimo e occupano tutti gli spazi. Nella mia disperata voglia di dare soddisfazione a tutti e di non fissarmi, perché non voglio far fissare nessuno di voi, nei confronti dei giocatori che sono meno pronti rispetto agli altri per un campionato di vertice, Mazzocchi è entrato molto bene, e questa è la fine di un'azione dove fa uno strappo dalla difesa come quello che avevo sottolineato di Zerbin, arriva fino in fondo e trova un bel passaggio semplice per Raspadori, che era entrato al posto di Lukaku. Raspadori controlla in un attimo questo pallone e poi tirerà sull'esterno della rete. Non male come impatto sia Mazzocchi che Raspadori, e ci devono tornare utili tutti, non dobbiamo, perché qua lo so che stiamo andando verso i titolarissimi di Conte, lo so bene, perché quelli sono i giocatori più forti in questo momento, sono qui. Poi si può ragionare su Neres, però deve capire che Politano sta facendo pure il terzino, e se fa il terzino e segna pure, Neres entra dopo, non c'è niente da fare. Neres che però in un microsecondo di partita stava per farlo, questo stava veramente a pochi centimetri, come McTominay di testa tra l'altro. Ma dobbiamo dare soddisfazione a lui. Un momento gigante qua che si guarda l'analisi dei fratelli Iannone di AI Shed. Signori, quello che è incredibile è poter calcolare anche le distanze che ci sono tra i giocatori, e in campo noi guardiamo in televisione e non ci rendiamo conto che, per esempio, un Anghissà è più vicino alla palla di Di Lorenzo, che sembra più vicino qui, quindi uno potrebbe pensare ok, Politano la può scaricare a Di Lorenzo e si crea la solita rumba invece Anghissà era un'opportunità in questa zona. Questa situazione, prendendo in esame le possibilità che ha Politano in possesso di palla, di passarla, di continuare, di fare un passaggio in aria, un passaggio chiave o un passaggio laterale, che sarebbe la cosa più redditizia secondo l'algoritmo, ha la possibilità di involvere, to involve Anghissà, ma soprattutto quella di passarla a Lukaku, che poi è la scelta che Politano fa. Cioè Politano si rende conto che è la scelta più logica, visto che Anghissà ha un avversario
davanti, lo stesso Di Lorenzo, ci sono troppi avversari che possono andare a chiudere. Lukaku, pure se marcato, è quel tipo di giocatore che gli puoi dare la palla addosso stando spalle alla porta. E Lukaku poi ha le possibilità di portare palla in aria, di fare un passaggio indietro laterale o di tentare un dribbling per tirare il tiro. La classica azione che funziona su eFootball, no? Tu ti giri, il difensore non riesce a intervenire se no fa fallo e puoi fare un tiro facile, che Lukaku ha nelle corde, e si crea un max gain di 1.33. Se prendiamo però in considerazione la possibilità di darla a Di Lorenzo, il max gain aumenta, perché Di Lorenzo ha la possibilità redditizia di un passaggio laterale che porta a una soluzione positiva fino al 69%, perché ha più spazio davanti a sé, ma Politano opta per il passaggio su Lukaku che poi porterà allo sviluppo. Lukaku non la prende, non fa nulla, e l'intervento del difensore porta alla chiusura del triangolo, e Politano poi nella sua discesa si rende conto che ha tutto il tempo di mirare tra le gambe del portiere, con un McTominay che pure aveva fatto un bel movimento a smarcarsi per ricevere un passaggio, ma c'era troppo poco spazio, quindi Politano fa bene, dopo la scelta di scambiare con Lukaku, di andare al tiro e quindi di segno. Quindi lasciate un emotional nei commenti per Politano. Io ho letto un commento molto molto cattivo sulla mia reaction, dice, basta, Politano non se ne può più. E che cacchio, nemmeno quando è uomo partita, man of the match, la sblocca lui, arriva coi crampi, e nemmeno vogliamo dare soddisfazione. No, perché siamo fissati, odiamo qualcuno, oppure siamo fissati che McTominay per esempio deve essere sempre più bravo, e invece no, McTominay ha avuto molta difficoltà, ed è bene che gli sia arrivata la domanda su McTominay più avanti. Apprezziamo anche il lavoro giornalistico per una volta quando è fatto bene, e sono d'accordo, McTominay stava troppo avanti, ma è una scelta che poi ha pagato, quindi questo è importante. Cioè Conte non lascia niente a caso, e i giocatori non prendono iniziative, si fidano, perché Conte è un allenatore credibile. Do 6 a Caprile, poco coinvolto, insomma, vediamo 6 a Caprile. 6,5 a Di Lorenzo, che in questa difesa a 4 frutta la sua intesa con Politano ancora di più, senza avere un Mazzocchi davanti dove si possono un pochino pestare i piedi. Quando diventa a 5, Politano arriva qui, e Di Lorenzo può fare anche questo lavoro qui. Politano, se Neres vuole fare tutto questo, ben venga, ma nel frattempo lo fa Politano. Quindi Di Lorenzo 6,5 Rachmani, e voglio dare 7 a Buongiorno. Si sono divisi il compito di marcare Juric, che non è facile perché è un ragazzone di una certa statura, ma Buongiorno mi è sembrato di una tranquillità. Adesso sta girando questa cosa dei 1500 minuti senza subire dribbling, al di là di tutto mi è sembrato tranquillo, puntuale, preciso, appoggia bene, mi sembra già leader, è pure un personaggio con quella fasciatura che probabilmente non è un infortunio, ma è solo per coprire dei braccialetti e degli anelli. Io credo che molto spesso i giocatori fanno così. 7 a Buongiorno, grandissimo acquisto. Olivera gli do 6, dai, 6. Sempre senza essere innamorati della nostra idea, ma valutando la partita, mi sembra sempre quello un pochino più in imbarazzo, ma lì a coperta la devi tirare da una parte, o lui, o Mazzocchi, o Zerbino, Spinazzola non in grande forma, quelli sono i punti deboli, chiappiamo. Grande partita di Lobotka, 6,5, perché voglio dare 7 ad Anghissà, se lo merita tutto, e la sua presenza fisica permette a McTominay di stare qua davanti e non c'è problema, si fa vedere, viene a chiudere, trova bene la posizione nella tre quarti quando il Napoli è in pressione, senza farsi trovare poi troppo scoperto, perché il Napoli molto spesso si è trovato con la difesa qui, con la difesa a centrocampo quando attaccavamo, e quindi con la squadra più corta si sono rischiate meno quelle scorribande col Parma, molto meglio. Quindi 7 a Anghissà, do 6,5 o 6, forse 6 a McTominay. Mi scrivete voi nei commenti, sono indeciso, perché la partita è da 6, però entra nel gol di Kvara perché è presente lì e tenta il tiro, è quasi un assist, ma alla fine gli sporcano il pallone, e poi ci va molto vicino col colpo di testa sul corner, quindi 6,5, però senza esaltarci, senza chiamarlo De Bruyne, senza chiamarlo Hamsik, diamogli un po' di tempo per imporsi, è un grandissimo, però 6,5.
Come do 6,5 a Kvara, altro gol che lo porta a 3 gol e 2 assist. Deve stare tranquillo. Non lo so se la questione riguarda il suo contratto. Ogni giorno sentiamo, ci avviciniamo a grandi falcate, al rinnovo, lo sentiamo da 1 anno e mezzo e non succede. Quindi poi ogni volta che parla Manna o parla De Laurentiis, no, ma c'è tempo, non rompete le balle. Allora non lo so se adesso Kvara sta chiedendo troppo rispetto a quello che può dare il Napoli. Avresti dovuto farlo prima, gli facevi un raddoppio, lo accettava. In questo momento Kvara prende meno di Mario Rui. non è plausibile. 6,5 Kvara, do 6 a Lukaku. Che dobbiamo ancora capire il max forma di Lukaku quanto è, però come sua come presenza, anche se non è fondamentale, non arriva al tiro tante volte, la sua presenza mette in apprensione le difese e tutto intorno si può creare la pericolosità. Premiamo Politano con un 7,5 e poi vediamo cosa succede con le sostituzioni. Non so come si sia permesso Garcia di sostituire Kvara, che Kvara non si sostituisce mai. Via Kvara dentro Mazzocchi, come si è permesso Garcia, incompetente, bisogna stracciare i tesserini. Il Napoli si stabilisce così, come abbiamo visto lo stava facendo già anche con Politano. McTominay che va a recuperare un pochino questa zona, ma Conte lo chiama proprio 5-4-1, quindi lo chiama così, lo vede così. Quindi ci ha detto McTominay può fare il sottopunta, può fare anche il mediano a 2. Spero di vederlo prima o poi. Secondo me quando si inserisce da dietro è ancora più pericoloso. Questa è la situazione. Dopodiché all'87esimo via Politano via Lukaku, do 6 a Mazzocchi e do un più a Raspadori che entra alla prima punta e un più a Neres, che comunque in pochissimi secondi hanno 2 occasioni importanti e quindi se lo meritano. Nel finalissimo ingiudicabili Gilmour e Spinazzola. Conte ci ha confidato che i ragazzi sentivano la partita, che i ragazzi la classifica già la stanno guardando, che si rendevano conto che una vittoria ti portava prima in classifica, e questo aveva un pochino creato un po' di tensione, non necessariamente positiva. Conte ha capito questo, Conte si è reso conto che il calendario era favorevole e non si poteva sbagliare, già si è sbagliato col Verona, ed ecco perché abbiamo visto un atteggiamento più prudente nel secondo tempo che ti porta il risultato. Sparagnino, speculativo, tutta una serie di aggettivi che si possono usare. Io dico opportuno fare così, perché Conte ha individuato delle debolezze di questa squadra e delle problematiche, sta provando piano piano a sistemare. Noi non dobbiamo avere fretta, dobbiamo avere pazienza, la stessa pazienza che sta avendo il Napoli in campo, e ci dobbiamo divertire, perché se partiamo senza il presupposto vedete che tutto quello che arriva diventa una gioia doppia e tripla, e se gli arbitri ce lo fanno fare questa squadra sarà un osso duro per tutte. Una cosa l'abbiamo recuperata, il rispetto degli avversari, che adesso ci affrontano ma con una certa preoccupazione e con questo secondo me mal di testa, perché come la leggi la squadra di Conte è difficile. E ancora più interessante sarà vedere il Como, che è una squadra frizzantina, che non rinuncia a giocare, che insomma vediamo un po' come andrà, perché si muovono bene, hanno giocatori decisamente interessanti e cavalcano un certo entusiasmo, lo stesso che sto cavalcando io. Ho vinto tutti e 3 i fantacalcio, grande giornata fantacalcistica, ma ne parleremo, adesso non voglio appesantire il video ulteriormente. C'è sicuramente qualcosa che sto dimenticando, perché di notte capita che la memoria va così. Diamo 6,5, diamo 7 a Conte e diamo 1 all'arbitro, non si può accettare. Voi lasciate una bella emotional nei commenti, e da New York Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, iscrivetevi al canale che ci sono altri contenuti che stanno per arrivare. Fulminei. Di una